Manuela Losicco, Allora dai, facciamoci attrice. questa chiacchieratina informale, anche se abbiamo la pubblicità fra 2 minuti, però intanto ci conosciamo e così poi proseguiamo appena rientreremo. Manuela, ci senti? Sì, ci sei. Ciao Eccola! Manuela, ben arrivata. Ciao, grazie. Siamo Come sta? molto contenti, Manuela, grazie, ti abbiamo strappata allo spettacolo, grazie anche a Roberto Giambrone, ieri il collega dell'ufficio stampa del Teatro Biondo, perché fino al prossimo 3 aprile dobbiamo invitare i nostri ascoltatori a venirvi a vedere per questo magistrale lavoro di Emma Dante, che tra l'altro si sta dividendo anche con la preparazione del film. Manuela, so che siete abbastanza impegnate, quindi è un doppio onore per noi avervi qui nel nostro Open Day. È un piacere, un grande piacere. Senti Manuela, raccontaci Misericordia, poi Abbiamo un 3 minutino minuti, di abbiamo un anticipazione minuto, perché sì. poi abbiamo la pubblicità, però intanto Poi per faremo chi ci vedere su segue... Facebook un pezzo di spettacolo che voglio dire è molto suggestivo. Misericordia è una favola nera, come per dire che è un ritratto della vita di queste tre donne che hanno una vita molto disagiata, che si trovano ad accudire sin dalla nascita un bambino, per così dire, difettoso che cresce con loro, ed è uno spaccato sul femminile, sul modo che la donna nelle sue varie sfaccettature ha di affrontare sia la vita nella sua crudeltà che l'amore. Noi avremo modo anche di farci aiutare dalle immagini in questo racconto, quindi come ti avevo preannunciato Manuela, in questo momento abbiamo chiacchierato con chi ci sta seguendo in streaming su Facebook ed è anche a loro che potremo mostrare le immagini per poi tornare in FM a raccontare e a dare ancora una volta questo appuntamento. Intanto piccolo break, al nostro ritorno manderemo immediatamente in onda il video e poi torneremo a parlare con Manuela Losicco. Sono tre donne che vivono in condizioni indecorose perché appunto sono tre prostitute che vivono in un catoio, diciamo, e sono molto povere, e però nonostante questa loro condizione si prendono cura di questo ragazzino disabile che nasce dalla violenza di una di loro, insomma di una loro compagna che viene uccisa a calci e pugni da uno dei clienti e appunto prima di morire sgrava questo ragazzino che si chiama Arturo. Quindi diciamo che è una storia tremenda, però raccontata anche con grande leggerezza, perché non è uno spettacolo soltanto cupo e tragico, è anche uno spettacolo gioioso che parla della vita. Queste tre donne hanno caratteri diversi, hanno tre modi di essere madri, perché poi alla fine tutte e tre si prendono cura di lui e tutte e tre lo adottano, e alla fine dello spettacolo lui si gira e le chiama mamma, tutte e tre. Però appunto sono tre madri diverse perché non sono la stessa mamma, cioè sono tre identità, tre personalità. Una è un po' più dura, un'altra è più appunto più materna, più dolce, un'altra è più aggressiva. Insomma, hanno diciamo tutte e tre caratteri diversi, ma tutte e tre amano questo ragazzino, si prendono cura di lui incondizionatamente. Esistono delle situazioni al limite che però non condizionano l'umanità, la sensibilità di alcune persone. Ci sono delle persone che sono veramente molto disgraziate, ma nonostante la loro disgrazia hanno un cuore grande. Questa cosa ci deve servire da insegnamento, perché poi alla fine non è il benessere, la ricchezza, appunto il privilegio che rende una famiglia migliore, non è questo, assolutamente. Debutta qui dopo 2 anni, perché in realtà avrebbe dovuto debuttare nel 2020 e poi c'è stato il lockdown, è successo quello che è successo, quindi insomma arriva diciamo con 2 anni di ritardo, però è sempre giovane questo spettacolo.
anche se ha girato parecchio prima e poi per un periodo lungo si è fermato. Sono molto, come dire, emozionata perché tra l'altro non lo vedo da quest'estate, questo spettacolo. L'ultima volta che l'ho visto era al Festival di Avignon, quindi adesso vederlo a Palermo, nella mia città, in un teatro che lo coproduce, insomma, è comunque una cosa molto, è un'emozione molto grande. Abbiamo fatto un tuffo nella musica italiana anni 90 con La solitudine Laura Pausini, ma noi non siamo mai soli qui su Radio In, non siamo mai soli all'interno del nostro Open Day Cinema del martedì mattina. Siamo in compagnia di Manuela Losicco, alla quale diamo nuovamente un benvenuto. Ciao Manuela. Ciao a tutti. Grazie per averci aspettato e tra l'altro ricordiamo è dove bello, possiamo sì, è stato bello il fatto che appunto Emma era occupata, ma l'abbiamo recuperata con questo backstage dello spettacolo. Facciamo un passo indietro perché sì, chi è alla radio dice ma di che stanno parlando, non sappiamo nulla. Beh, Emanuela Losicco la possiamo vedere in scena fino al prossimo 3 aprile, giusto Manuela? Sì, anzi Manuela raccontacelo tu, scusami, che è meglio. In scena fino al 3 aprile con Misericordia al Teatro Biondo di Palermo. Abbiamo visto poco fa in diretta streaming su Facebook alcune delle interviste, quindi abbiamo potuto sentire anche le parole di Emma Dante. Insomma, ci racconta Misericordia una storia che ha tanta sofferenza dentro. Sì, tanto sofferenza, disagio sociale, come dire, una miseria miserabile. 3 donne che si trovano ad affrontare una vita ai margini, una vita di povertà e una vita dove sono costrette a prostituirsi e a trattare tutto con grande, come dire, durezza, perché non sono abituate alla compassione, non sono abituate alle carezze, pur essendo assolutamente piene d'amore, perché la vita con questo ragazzino le dà a loro una grande speranza. Ed è proprio questo l'atto di misericordia che loro attuano, cioè il fatto di credere che lui possa avere una vita migliore, pur essendo per loro di grande sofferenza, perché senza questa presenza che le unisce è un po' come se fossero destinate a scomparire. Manuela, si consolida anche la collaborazione tra il Biondo di Palermo e il Piccolo Teatro di Milano proprio con questa produzione. Sì, è uno spettacolo prodotto da entrambi. E già siamo stati a Milano, esatto, con un debutto al Piccolo. Che che c'è stata una bella accoglienza, Manuela. Un'accoglienza straordinaria, però dobbiamo ricordarlo, era ahimè il 2020, poi lo spettacolo è stato fermato, come sappiamo, dalla pandemia, e adesso sta girando tantissimo in tutta Italia, ma anche all'estero, in Francia, eccetera. Manuela, quando ieri Roberto mi ha telefonato e mi ha detto: senti, Emma non può, mi piacerebbe se ospitassi Manuela Losicco. Io già ti avevo in programma per parlare della tua straordinaria carriera, perché tu sei un'attrice, sei una regista, sei una scenografa, tu sei premio Ubo. Scenografa no, sono una coreografa. Scusami, perdonami, ma tu sei anche premio Ubo come migliore attrice, che voglio dire, nel
vostro ambiente è un premio molto importante e ambito, per cui lo dico qui davanti alla padrona di casa che è Eliana, vogliamo appunto dedicarti più spazio per parlare di te, magari far vedere uno showreel, perché Manuela ha fatto anche film importanti come Gomorra, è stato il figlio di CP, la trattativa di Guzzanti, il film di Roberto Andò, è una sono le storia senza 10, nome. quindi noi abbiamo le news, quindi però se abbiamo le vogliamo news. ne possiamo parlare subito dopo le news. Non so se Manuela devi scappare o se puoi dedicarci qualche altro minuto. Ma qualche altro minuto posso, sì. Ok, allora dai, subito dopo il notiziario parliamo un po' meglio di Manuela Losicco. Intanto sentiamo cosa è accaduto nel mondo. Eccoci Manuela, siamo tornati. Senti, dal 97 sei nella compagnia Sud Costa Occidentale di Emma Dante, cioè complimenti anche per la resistenza, l'hai detto tu. No, è stata, ma no, non assolutamente, è stata una chiamata, mi sono immediatamente innamorata dell'urgenza Sì. che esprimono gli occhi di Emma Dante e tutto il suo fare. Per me il teatro deve assolutamente smuovere, ma non solo lo spettatore, soprattutto anche gli attori che sono chiamati come medium, no, a realizzare quello che è un pensiero, che è il pensiero della regista o del regista. Un teatro deve in qualche modo appunto smuovere le viscere, fare borbottare lo stomaco. Mi pare di capire che ti piace di più il teatro che il cinema. Eh sì, io ho fatto tantissimo teatro e in realtà la mia vita è lì, è con quella polvere, Con quella polvere e con quel pubblico di cui senti il respiro. Esatto, Ricordo in fase di lockdown una delle tante cose che ci dicevano i tuoi colleghi nel corso di interviste, ma anche il respiro del pubblico Esatto. quando si fa lo spettacolo, per dire in streaming, come si è fatto in alcune situazioni estreme senza pubblico. No, assolutamente. Ma ogni cosa, la presenza è qualcosa di irrinunciabile. Quel silenzio che si sente in sala in alcuni momenti dello spettacolo, anche appunto di Misericordia in particolare, ma come anche in tanti altri, però parliamo di quello che stiamo vivendo, quel silenzio così denso di vita è impagabile, non esiste altro. Ho fatto anche del cinema, mi sono molto divertita, nel senso ho partecipato a progetti molto, molto interessanti, opere prime con grandi artisti, ed è stato bello vivere con loro tutta la macchina che è il cinema. Però sento, ma il teatro, c'è questa frasetta che sta lì, questo inciso che sta lì. Torniamo anche in FM nel frattempo. Abbiamo ascoltato Gail, siamo tornati da Manuela Losicco per condividere con lei alcune riflessioni sul teatro, sul cinema, però dobbiamo anche dire, prima di salutarci, Manuela, io vorrei ricordare l'appuntamento e vorrei anche fatto da te un invito, no? Su perché andare a vedere questo spettacolo, insomma, in te cosa, visto che poco fa dicevamo il teatro deve smuovere le viscere, e allora cosa smuove Misericordia? E questo magari può essere un modo per incuriosire ancora di più i nostri ascoltatori. Non vorrei essere di parte, perché vabbè, ci sei dentro, lo sappiamo che sei di parte, quindi sei giustificata. Ok, io credo che ci sia tanto bisogno proprio di misericordia in questo momento, e questo spettacolo riesce ad aprire il cuore. È incredibile lo sguardo del pubblico che abbiamo incontrato anche fuori, o pubblico che ritorna a vederlo più volte, perché c'è proprio bisogno di un abbraccio nella sofferenza, di un atto d'amore, perché la misericordia, a differenza della pietà, è proprio un'azione. Si deve compiere,
non è soltanto uno sguardo compassionevole, ma è proprio un movimento verso qualcuno in modo incondizionato. E in questo periodo storico ce n'è proprio tanto bisogno. Hai ragione, Ma Manuela. che bella riflessione profonda, Manuela. Sì. Complimenti, davvero. Grazie. Questo rapporto tra misericordia e pietà mi è piaciuto molto. Grazie mille, Manuela, per essere stata con noi. Manuela Losico, ricordiamo, Misericordia al Teatro di Palermo Biondo fino al 3 aprile. Venite a trovarci. Sarà un piacere. Ciao, buona giornata. Ciao Manuela. Ciao a tutti, grazie.